Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Corruzione e truffa aggravata allo Stato. Sono stati denunciati in 3, c'è anche il sindaco del comune di Giardinello nel Palermitano. Logiche clientelari nella gestione della cosa pubblica e condotta infedele di un agente di polizia municipale, il risultato delle indagini condotte dai carabinieri. Arresti domiciliari nei confronti di 2 soggetti ritenuti responsabili di truffe commesse nel Trapanese ai danni di 3 persone anziane. I malviventi, entrambi con precedenti specifici, avevano raginato le vittime facendo acquistare falsi diamanti attraverso un collaudato modus operandi. Via libera della Giunta regionale alla proposta dell'assessore all'agricoltura Luca San Martino di richiesta di calamità naturale per i danni causati dal maltempo che ha colpito tra fine settembre e metà ottobre i territori delle province di Palermo, Agrigento e Trapani e che ha messo in ginocchio diverse aziende agricole. Prezzi troppo elevati dei biglietti aerei da e per la Sicilia a ridosso delle feste di fine anno e il presidente della regione Sicilia annuncia denuncia all'antitrust. Mercoledì prossimo dovrò rientrare in serata a Palermo da Roma, ma non ci sono più posti in aereo a causa dell'esiguità dei voli messi a disposizione da ITA. Rientrerò quindi da Napoli con la nave, ha detto Schifani. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.